Ancora un fatto di sangue con vittima una donna in Veneto, tentato omicidio nella serata di ieri a Marostica, nel Vicentino, 43enne accoltellata dall'ex marito nella sala slot in cui era al lavoro, una cliente si è messa in mezzo salvandola. Roncade scontro all'incrocio tra un'auto e la moto di un 49enne di origini polacche, gravissimo il centauro, piede destro amputato. Notte da incubo per alcuni residenti di Monastier che si sono visti violare i loro giardini da parte di un ladro che cercava di rubare dentro alle auto parcheggiate. Mentre Salvini lancia la candidatura a presidente del Veneto di Stefani, dalla festa del PD a Fiera il segretario Martella ammonisce: il Veneto non è un bottino da spartire, la presenza del sindaco Conte diventa un caso. Si conclude con un bilancio molto positivo l'82esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, le voci dei premiati sul red carpet. Un forte appello per la pace lanciato oggi al 66esimo raduno sul Monte Tomba, trasmesso in diretta su Antenna 3, presenti tutte le delegazioni dei nemici di oltre un secolo fa nella Grande Guerra. Porta la firma di 2 pantere dell'Imoco Volley, Fare De Gennaro, l'oro mondiale dell'Italia in Thailandia, ma anche delle ex danesi Sile De Gonu, argento per mister Santarelli. Ottava vittoria consecutiva della Contrada del Centro al palio del vecchio mercato di Montebelluna, trasmesso dalla nostra emittente, sfida all'ultimo secondo con la conferma dei campioni in carica. E domani e martedì dalle 21 in diretta su Antenna 3 torna l'attualità politica di Ring e al centro del dibattito ci saranno le elezioni regionali d'autunno. Eccoci in diretta, bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali in questa domenica, e dunque ha destato grande impressione anche nella Marca trevigiana la notizia arrivata in giornata da Marostica nel Vicentino, dove c'è stato l'ennesimo fatto di sangue con vittima una donna in Veneto, un tentato femminicidio, una 43enne accoltellata dall'ex marito nella sala slot in cui era al lavoro. Si tratta di una coppia di Rosà, una cliente, una donna, si è messa in mezzo salvandola, la vittima è grave ma non in pericolo di vita, l'uomo, un pregiudicato di 45 anni, è stato arrestato. Accoltellata al volto, alle braccia, al torace dall'ex marito che l'ha raggiunta sul posto di lavoro, solo l'intervento di un'altra donna, una cliente che si è messa in mezzo, l'ha salvata dalla furia dell'uomo poi arrestato per tentato omicidio. Un'altra donna dunque vittima di violenza in Veneto, un tentato femminicidio sventato per pochissimo, quello accaduto alla sala slot Admiral di Viale Montegrappa a Marostica. Lì un 45enne di Rosà, pregiudicato, si è presentato poco prima delle 23 e dopo aver estratto il coltello da cucina che aveva portato con sé, si è scagliato contro l'ex moglie, italiana anche lei, 43 anni, iniziando a colpirla. Fendenti all'altezza del busto, calci, pugni, coltellate a volto e braccia, tanto da spezzare la lama, la cui punta resta conficcata nel gomito della vittima. Lei grida, cerca aiuto, viene inseguita, raggiunta, l'uomo ricomincia a colpirla. È una donna, una cliente, a intervenire, la fa nascondere tra le slot machine, si mette in mezzo, chiama i carabinieri. I militari di Bassano individuano immediatamente al loro arrivo il 45enne sporco di sangue e lo arrestano. L'ex moglie, trasportata in gravi condizioni all'ospedale, è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Il coltello, una lama di 14 centimetri, è stato recuperato in un successivo sopralluogo. Acquisite anche le immagini delle telecamere interne che hanno ripreso la brutale aggressione. Tentato omicidio aggravato, l'accusa a carico dell'uomo, non nuovo episodi di violenza di genere. Si trova ora rinchiuso in carcere a Vicenza mentre si susseguono le reazioni di indignazione per l'ennesimo gravissimo fatto di sangue con vittima una donna. E sangue anche purtroppo sulle strade. C'è stato un gravissimo incidente nel pomeriggio verso le 14:15 a Roncade, all'incrocio tra via Zugno e via Vallio, tra un'autovettura, una Peugeot 307 e una moto BMW con targa polacca. Nell'impatto il conducente della moto, il Centauro, un 49enne polacco, ha riportato una gravissima lesione alla gamba destra con amputazione del piede, venendo trasportato d'urgenza in ospedale. Illeso invece l'automobilista, un 54enne residente a San Biagio di Callalta. A quanto pare dai primi accertamenti svolti dai carabinieri sarebbe emersa una mancata precedenza da parte della macchina nei confronti della moto. Notata da incubo per alcuni residenti di Monastieri, in questo caso, che si sono visti violare i loro giardini da parte di un ladro che era intento a cercare di rubare nelle auto parcheggiate.
Durante la notte praticamente è suonato l'allarme di casa, mi sono svegliato e controllando le telecamere ho visto che avevo una persona dentro in giardino che stava aprendo le macchine. Erano circa le 4 del mattino quando l'allarme azionato dalle videocamere di sorveglianza ha svegliato Nicola e la moglie in via Donatori a Monastier. Nemmeno il tempo di capire cosa fosse successo che il ladro già era fuggito in sella ad una bicicletta. Subito allertati i carabinieri di zona a cui sono stati dati i filmati. E ho visto poi dalle riprese delle telecamere che è arrivato in bicicletta, ha scavalcato il muretto di casa, è entrato, ha aperto le macchine, ha guardato dentro le macchine, poi ha passato casa per casa, ha fatto tutta la via qua, tutta la via, sicuramente le case, tutte le case che ci sono di qua, la via dietro dall'altra parte, ha fatto, insomma, è passato in parecchie abitazioni private soprattutto. L'unica magra consolazione è che la persona è stata ben inquadrata dalle telecamere e il proprietario lo ha addirittura visto in viso. Lui mi ha visto, io l'ho visto in faccia, a parte che dalle telecamere è stato ripreso molto bene in faccia, con una qualità nitida, quindi si vede molto bene. Non solo io, perché anche altri hanno le telecamere, l'hanno ripreso bene in faccia. Non lo conosco, però io confido appunto nelle forze dell'ordine, ecco. Il malvivente sarebbe partito a frugare nelle vetture parcheggiate da via Enrico Mattei per poi passare in via del Donatore e finire in via Antonio Calvani, dove poi avrebbe fatto perdere le sue tracce. Ma anche se in questo caso non c'è stato bottino, è la percezione di sicurezza che viene meno. Sicuramente uno che ti viene dentro il giardino di casa, capiamoci che non ti senti sicuro. Qualsiasi ora del giorno io dentro casa mia devo poter stare tranquillo, punto. E un furto andato a segno invece nelle scorse ore è quello compiuto al bar ventennale di via Martiri della Libertà, Vittorio Veneto. Tra l'altro nel primo giorno di ferie del locale, aveva chiuso dunque da un giorno, i ladri sono riusciti a entrare, a Serravalle si trova il locale, asportando il fondo cassa, dove però non hanno comunque trovato cifre consistenti, proprio perché il locale era andato in ferie. Dell'episodio si stanno occupando i carabinieri. E sono finite tragicamente invece le ricerche della 45enne che era scomparsa nei giorni scorsi da casa, l'ennesima scomparsa di questa settimana, ve ne abbiamo purtroppo raccontate diversi di questi episodi. Allora in mattinata a Nervesa della Battaglia, in via Canale della Vittoria, alla centrale idroelettrica, i carabinieri della locale stazione e del nucleo operativo col supporto, li vedete, dei vigili del fuoco, hanno rinvenuto il corpo della donna che si era allontanata volontariamente da casa nei giorni scorsi. Intervenuto anche il medico legale che ha constatato il decesso per annegamento senza evidenti segni di violenza. Salma si trova ora in obitorio a Montebelluna a disposizione dei familiari come disposto dal magistrato. Prima di proseguire coi servizi andiamo sul sito invece di Treviso Today perché c'è una notizia arrivata da poco nelle redazioni, un malore in spiaggia, siamo a Jesolo nella zona compresa tra Piazza Marina e Piazza Nember, morto un 61enne probabilmente di infarto o comunque un malore, un 61enne della provincia di Treviso. Il dramma si è consumato nel pomeriggio, poco dopo le 16, in spiaggia, come detto, non si hanno per il momento notizie sull'identità di questo 61enne. Lasciamo per adesso la cronaca, andiamo alla politica e partiamo da Prato della Fiera, a Treviso, dove oggi è continuata la festa democratica. Proprio in questi minuti c'era Stefano Bonaccini, presidente del partito, domani sarà la giornata di Elly Schlein. Stasera, come detto, appunto, nuovo appuntamento. A pranzo c'è stato il pranzo appunto di comunità del PD con il segretario regionale Martella, che ha lanciato a tutti un avviso con il Veneto, dice che non è un bottino da spartire.
Entra nel vivo la festa democratica trevigiana con i big nazionali che arriveranno a dare manforte alla candidatura di Giovanni Manildo. Per ora l'unico sfidante seduto al tavolo delle regionali, un banchetto al quale potrebbe aggiungersi Alberto Stefani, a cui è arrivata anche da parte di Salvini l'investitura ufficiale da Oppeano. Ma a sinistra c'è l'orgoglio di essere uniti come mai dopo 20 anni, come ha detto la leader Elly Schlein, che sarà lunedì a Fiera. È paradossale invece che il centrodestra non abbia né fissato la data delle elezioni ancora, cosa veramente grave, né abbia individuato una propria candidatura, come se il Veneto fosse un bottino da spartire. Invece i veneti hanno bisogno di parlare di contenuti, di lavoro, di giovani e sanità. Non possiamo che mettere al centro della nostra agenda politica le future generazioni, sia da un punto di vista educativo, sia da un punto di vista delle prospettive. Il Veneto è una regione dalla quale ancora molti giovani se ne vanno, se ne sono andati 7.000 nel 2024, solo per dare un numero. Trattenere la forza lavoro, ma offrire una soluzione abitativa è un'altra delle priorità. Ho sentito la Presidente Meloni al meeting di Rimini lanciare il piano casa a livello nazionale. Noi ne parliamo da anni, il governo governa da 3 anni e ancora non ha fatto nulla. E sullo stesso tema torna il consigliere Marco Zabai, anche in riferimento al giovane pakistano deceduto nel Sile. Noi abbiamo un problema drammatico che è quello della casa, che non riguarda naturalmente soltanto purtroppo le persone più in difficoltà, ma ormai riguarda la stragrande maggioranza delle persone che non può più accedere a un mercato che, come vediamo, è inaccessibile. Perché io credo che una grande politica dovrebbe affrontare questo problema, perché se queste persone potessero avere una sistemazione adeguata, legittima, perché la casa è un diritto, ricordiamolo, penso che già questo potrebbe essere un gran risultato. E poi continuare nell'ottica dell'accoglienza diffusa e superare il modello dei grandi centri, che è un modello esclusivo che crea più disagi che altro. Un solo obiettivo per il PD a 3 mesi dalle elezioni regionali, anche con i passaggi di Bonaccini, Schlein e Bersani. Tutta la politica nazionale e regionale passerà da questa festa, passerà da Treviso, segno anche della centralità che sta acquisendo la città nella politica regionale, con la candidatura di Giovanni Manildo a governatore. Giovedì passerà anche l'ex ministro Andrea Orlando, quindi si parlerà di economia, di lavoro, di attività produttive. Insomma, il Partito Democratico fa questa festa per stare in comunità, ma anche per parlare con i cittadini di politica e di politiche. Festa tra l'altro che fa litigare anche all'interno del centrodestra. Non ho capito il messaggio politico della presenza del sindaco e del capogruppo di Fratelli d'Italia alla festa del PD a Fiera, così in diretta oggi a Prima Edizione su Antenna 3 il meloniano Fabio Crea, che ha sollevato la polemica ancora una volta verso la maggioranza di Cassugano. Il sindaco leghista Mario Conte e il capogruppo di Fratelli d'Italia Guido Bertolazzi alla festa democratica del PD a Prato della Fiera. L'inaspettata presenza non solo sorprende, ma fa anche discutere nel caso di Fabio Crea, esponente meloniano quasi mai allineato, che in diretta a Prima Edizione, ospite insieme al Dem Claudio Beltramello, manifesta il suo disappunto. Mi è parso strano vedere la fotografia e i selfie del sindaco e del nostro capogruppo in una festa del partito, che capirei in un momento diverso, non certamente sotto elezioni, che mi sarebbe piaciuto capire quale fosse il messaggio politico di quella presenza, che per quanto a mia conoscenza dal punto di vista del Partito di Fratelli d'Italia non era né conosciuta e quindi tantomeno condivisa. Non capisco il messaggio politico, soprattutto in questo momento, che per quanto io sappia non era conosciuto all'interno del partito, quindi tantomeno condiviso. Ho visto un selfie, ormai la politica è fatta, si fa soprattutto di selfie. In consiglio ci si fa la guerra, aggiunge Crea, poi però si scattano selfie e si mangia insieme. Se davvero Conte era lì per un altro evento, da parte del PD, conclude, è stata una bella furbata averlo tirato dentro e aver immortalato la sua comparsata. Pronta la replica dei diretti interessati. Forse dovremmo riflettere sul messaggio politico delle continue esternazioni di Fabio Crea nei confronti, tra l'altro, di esponenti di Fratelli d'Italia, della maggioranza stessa. Per quanto riguarda la nostra presenza a Prato della Fiera, mi preme ricordare che proprio quella sera c'era la manifestazione, il concerto di Trevi Blues, che si svolgeva proprio lì dove c'era la festa del Partito Democratico.
Io peraltro sono il sindaco di tutti e quindi non vedo assolutamente niente di male se mi fermo a salutare, a scambiare due chiacchiere, a farci due risate. A dire il vero ho anche assaggiato la trippa e devo dire che era molto buona alla festa del Partito Democratico. È una cosa un po' esagerata, non c'è nessun motivo politico, è stato un caso fortuito e ci siamo salutati in maniera molto civile, molto simpatica. Come usiamo anche in consiglio comunale, dove io personalmente non faccio guerre, semmai faccio confronti. Non c'è nessun scopo politico né nessun chissà che sottofondo. Così dunque questa diatriba nel centrodestra. Adesso ci spostiamo a Mogliano. Domani saranno inaugurati i lavori di riqualificazione, domani mattina del centro cittadino. Continua a far discutere però il risultato dei lavori in piazza Caduti e le opinioni si dividono tra apprezzamenti e osservazioni sulla mancanza di verde pubblico o su problemi di viabilità. È bella così, adesso questa è camminata, non si passa più con le macchine, ma ci sono i dintorni che si può camminare, insomma, cioè, per noi va bene, però siamo da Preganziolo. Però no, ma Mogliano sta facendo delle cose bellissime. Alla coppia di Preganziol, che a Mogliano ci viene ogni tanto, magari in occasione del mercato, la nuova piazza Caduti piace moltissimo. L'opinione di chi risiede qui invece appare se non altro più articolata, perché dubbi sui lavori in realtà ce ne sono, vuoi dal punto di vista estetico che da quello della viabilità. So che sono stati fatti dei lavori di fondo, anche se sembra che non sia stato fatto un gran lavoro esteticamente. Manca un po' di verde e sento tanti che si lamentano di questo, però speriamo che almeno siano stati fatti. È tra quelli che si lamenta? Non più di tanto. Cioè, sono stati spesi tanti soldi. Sì, però è bellissima comunque, era bella anche prima, però non mi sembrava ci fosse... Dal punto di vista della viabilità ci sono stati problemi anche da quel punto? Allora, io all'inizio non capivo da che parte dovevo andare con l'auto, ma anche adesso infatti io vengo in bicicletta, ma comunque dovrebbero venire tutti quanti in bicicletta ovviamente. Ma penso che un po' di problemi di viabilità li abbia creati, però penso che un po' di zona pedonabile ci voglia in ogni centro cittadino. Lei ci è passato in macchina adesso, dopo che è finiti i lavori? Ci sono girato attorno più che altro perché non capiva come... Esattamente, ho evitato sensi unici e cose varie. Ma non aveva paura di prendere una multa? No, quello no, è che cerco di evitare quelle volte che passo, raramente. Ho capito. Ma bisogna prendere confidenza? Assolutamente sì. Segnaletica orizzontale e verticale mi sembra abbastanza chiara, almeno dal mio punto di vista. Perfetto, quindi. Sì, nessuna segnalazione sotto quel punto di vista. E chi ha già inaugurato invece la nuova piazza è San Zenone degli Ezzelini, tra festa e anche qualche lacrima. Applausi, volti commossi e tanti donatori con le loro magliette colorate. Venerdì pomeriggio San Zenone ha mostrato il suo nuovo volto inaugurando la piazza dedicata al donatore e intitolata a Roberta Rebellato, colonna portante della locale associazione italiana donatori di organi mancata l'anno scorso. Abbiamo finalmente riqualificato la zona sud del municipio, per troppo anni rimasta abbandonata a se stessa, l'abbiamo riportata a splendere, l'abbiamo portata a farla vivere alla nostra comunità, intitolandola al donatore e a Roberta Rebellato e a tutti coloro che nella loro vita hanno ricevuto o donato. La piazza è costata complessivamente 850.000 euro, dei quali 165.000 finanziati dal PNRR per il primo stralcio e il resto dalle casse comunali. L'area sarà dotata di 40 nuovi posti auto, ma non è questo il dettaglio più importante per il sindaco. Ma la cosa più bella è la zona da poter vivere, la zona davanti proprio il municipio, l'ingresso del municipio, zona verde, zona calpestabile, zona da poter vivere in comunità. Il comune si rifà il look, insomma, e il primo cittadino si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa. Abbiamo fatto questa piazza, abbiamo fatto la prima rotatoria, abbiamo riqualificato il parco San Tommaso e adesso a breve procederemo anche con la seconda rotatoria
storia e con il riqualificare proprio il centro di San Zenone, perché anche se qualcuno deve ancora mantenere gli impegni, noi i lavori dobbiamo farli, dobbiamo eseguirli per migliorare la sicurezza soprattutto dei nostri cittadini, e quindi dobbiamo continuare il lavoro appunto previsto nell'SP 248 alle mie spalle. Il riferimento al contenzioso con la Regione sulle compensazioni della strada pedemontana veneta è piuttosto chiaro, ma si tratta solo di una breve parentesi, perché l'intera festa è dedicata al dono e alla condivisione, anche con i monumenti che abbelliscono la piazza, come quello ideato dalla giovane Martina Artuso. Due mani che si incrociano, che si incontrano, due mani che una cerca di tendere la mano appunto all'altra. Il tendere la mano è un simbolo di questa piazza, perché qui abbiamo il monumento dove le due mani si tendono, e più avanti abbiamo anche la Scala del Dono, dove c'è una poesia che si parla proprio di tendere la mano, di non essere indifferente. A Montebelluna invece è stato presentato il progetto di riqualificazione dell'ala est della casa di riposo Umberto I. Al posto dell'edificio degli anni 30 sorgerà una nuova struttura di co-housing, un investimento un investimento consistente, in gran parte coperto da fondi europei. Presentati i lavori per la realizzazione di una nuova struttura di co-housing all'Umberto I di Montebelluna. Annunciamo con molto piacere che l'Umberto I ha la possibilità di portare a termine un ulteriore investimento grazie ai fondi europei che sono stati destinati per un intervento di riqualificazione di un'ala vecchia della nostra struttura, per la realizzazione di 4 alloggi di co-housing più un'area comune. Partirà in autunno la riqualificazione dell'ala est della casa di riposo, con la demolizione del vecchio edificio per lasciare spazio a un nuovo complesso con 4 alloggi da 45 metri quadri ciascuno. 8 posti in totale, una coppia per ogni mini appartamento. Il tutto per un costo complessivo di 721.000 euro, più di 2/3 coperti da fondi europei. E questo è un ulteriore passo in tema di investimenti che sta affrontando la nostra struttura, dopo la realizzazione di una nuova ala che attualmente ospita 52 residenti e dopo un recente sviluppo anche di un centro diurno per ulteriori altri 20 residenti. Il progetto prevede spazi funzionali e privi di ostacoli per favorire la mobilità degli ospiti, ingressi indipendenti, 4 posti auto riservati e un impianto fotovoltaico con 29 pannelli da 11,5 kW. Una visione lungimirante in cui potremo accogliere ancora più ospiti tra l'altro che potranno contare su delle attività veramente sempre programmate e molto numerose. I residenti potranno contare sui servizi dell'Umberto I, dalla consegna pasti ai servizi infermieristici fino all'assistenza quotidiana. Molte anche le iniziative previste per vivere attivamente la comunità. La casa di riposo di Montebelluna è una casa di riposo che fa parte del tessuto sociale montebellunese, in cui gli ospiti hanno la possibilità veramente di interagire quasi quotidianamente, se non quotidianamente, con tutte le persone di Montebelluna, a partire dai bambini e dai ragazzi che svolgono attività sportive all'interno del centro diurno e in presenza con la collaborazione dei residenti. Nel 2026 inizierà la costruzione vera e propria della nuova struttura, con apertura nel 2027, anno in cui l'Umberto I festeggerà i suoi 120 anni di storia. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Bentrovati, torniamo in diretta da studio, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Allora, la mostra del cinema di Venezia ha chiuso i battenti, si è conclusa con un bilancio molto positivo. Le voci dei premiati dal red carpet nel servizio del nostro Lorenzo Maier. Si conclude con numeri record la 82esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, 103.000 biglietti venduti al pubblico per le proiezioni con una crescita del 9% rispetto al 2024, anno già record. 13.934 sono stati gli accreditati. Il Leone d'Oro per il miglior film è andato a Jim Jarmusch con Father, Mother, Sister and Brother, ma nel palmarès ci sono anche 4 premi importanti e prestigiosi all'Italia, 2 nel concorso principale di Venezia 82 e 2 in Orizzonti, la Coppa Volpi che torna in Italia con Tony Servillo nel film La grazia di Paolo Sorrentino, miglior attore.
detto grazie, lo devo a lui, si è detto senza nessun infingimento, cioè, ha avuto ancora una volta fiducia in me e rilanciando su un personaggio complesso con tanti aspetti, fragilità, anche senso dell'umorismo, testardaggine, insomma un personaggio che desideravo tantissimo fare. Sono grato a Paolo che me l'abbia regalato. Non si può essere indifferenti a un genocidio, a una tragedia. Guardi, era accaduto qualche anno fa anche all'apertura del Festival di Cannes, che coincideva con la guerra in Ucraina. Il cinema chiede agli spettatori di restare umani e da questo palcoscenico si invita il pubblico, ma si invita la politica a restare umana. A distanza di 12 anni abbiamo un leone speciale, questo è veramente un leone speciale, grande emozione. Quindi un grande dono di Venezia, ma anche un grande dono per Venezia per il tuo film qui. Un grande dono della giuria, un grande regalo che devo dire grazie a Barbera che per la terza volta ha messo il mio film in concorso e questa volta insomma questo premio hai vissuto 3 anni a Napoli poi per fare questo film. Sì, 3 anni a Napoli per fare questo film qui. Io amo cercare le storie così girando, parto senza sceneggiatura, è quello che amo fare, proprio immergermi in una realtà che non conosco e piano piano cercare di capire quale sarà l'itinerario del film. Io non scrivo una sceneggiatura all'inizio, quindi ogni giorno è una sorpresa per me, ogni giorno è un incontro. I miei film nascono dagli incontri con le persone, sono incontri casuali, nascono da un incontro di un luogo e poi di persone che riflettono quel luogo lì. Io penso che ce ne siano tante a cui dedicarlo. Laura prima di tutto, ma forse i 3 ragazzi che io penso che i 3 ragazzi, Samuel, Pietro e Stella, meritino questo premio tanto quanto me, quindi io in questo momento cancellerei il mio nome dal premio e metterei il nome di tutti e 4 noi perché è tanto mio quanto loro questo premio. Venezia è nel tuo cuore. Grazie. Venezia è nel tuo cuore? Ma sì, assolutamente, sempre stata, sono qua vicino, io Triestino, quindi Venezia dietro l'angolo, sempre piaciuta. Adesso ancora di più. Grande soddisfazione ovviamente, mi dicono tutti che è stata l'edizione forse più riuscita di sempre della mia gestione di questi 14 anni, ne sono felicissimo. Abbiamo sentito parlare di pace si è parlato anche durante una delle 2 dirette di Antena 3 di oggi. Partiamo dalla mattina, dal Monte Tomba, 66esimo raduno degli alpini, presenti tutte le delegazioni dei nemici di oltre un secolo fa nella Grande Guerra, quando su quelle pendici si sono combattuti aspramente. Un abbraccio tra popoli a dimostrazione che una convivenza pacifica è possibile. La guerra, dice Papa Leone, non risolve i problemi, anzi li amplifica e produce ferite profonde nella storia dei popoli che impegnano generazioni per rimarginarsi. E qui sul Monte Tomba ancora una volta si sono ripetuti i gesti della riconciliazione tra i popoli, che a poco più di un secolo fa si sono combattuti aspramente. E le bandiere issate una per una, ma alla fine tutti assieme, dimostrano concretamente ancora una volta che esiste un'altra via ai conflitti. La via della pace, invocata ancora una volta dagli alpini. La pace si conquista giorno per giorno, con la buona volontà di ognuno di noi, con l'attenzione, sapendo cosa è il valore della pace. La pace non è soltanto fare manifestazioni, la pace non è soltanto urlare, la pace è sacrificio di ognuno di noi perché ci dobbiamo credere e quindi un rispetto reciproco, continuo che dobbiamo avere, che sono i valori della nostra associazione: solidarietà, amicizia, disponibilità verso il prossimo. Allora forse questo eviterebbe quelle tragedie che stiamo vivendo tutti i giorni. Valori condivisi dalle delegazioni presenti puntualmente da 66 edizioni, ogni prima domenica di settembre. Il cerchio della storia che si chiude, una storia compiuta, aperta in condivisione
agli amici che partono da così lontano, dall'Ungheria, dalla Germania, dall'Austria e così via. Fanno 6, 7, 800, 1000 chilometri per venire qui a vivere insieme con noi queste emozioni. Emozioni e valori che gli alpini, ha continuato il presidente Rugolo, continueranno a portare avanti nonostante l'età anagrafica. E non crediate che siamo finiti noi come Associazione Nazionale Alpini. Non lo siamo assolutamente. Perché io vedo ogni santo giorno, attraverso le attività di ogni gruppo, di ogni alpino, avremo anche le ginocchia oramai tremolanti, avremo qualche spalla indolenzita, non importa. Questa associazione è nata, cresciuta ed è diventata straordinariamente grande solo attraverso il cuore generoso. Infine un richiamo al quotidiano, dove l'esempio degli alpini non è solo per la pace, ma soprattutto per il futuro delle nostre comunità. Mala tempora currunt, dicevano i latini. Tempi cattivi. È vero. Noi dobbiamo essere, a modo nostro, un baluardo di quello che sta accadendo attraverso la società attuale, liquida, evanescente, che guarda il superfluo all'apparire e non più alla sostanza delle cose. Come possiamo farlo? Possiamo farlo solo con il nostro esempio, perché questi siamo noi, così siamo, perché abbiamo un cuore grande e generoso, altrimenti non ci chiameremo più alpini. E invece nel pomeriggio, altro scenario, altra località, siamo a Montebelluna, vi abbiamo proposto le immagini, la grande sfida del palio del vecchio mercato di Montebelluna, 35esima edizione. Ebbene, per l'8º anno consecutivo è stata la Contrada del Centro a vincere il palio, gara emozionante conclusasi dopo l'arrivo di Biadene, che ha solo sfiorato la vittoria, mancata per 8 secondi, 9 minuti, 3 secondi e 79 centesimi il tempo del Centro contro i 9 minuti e 11 secondi e 73 centesimi tempo che lo scorso anno gli sarebbe valso invece la vittoria. Al terzo posto la Contrada Pederiva, gara come detto che Antena 3 ha trasmesso in diretta questo pomeriggio e che vedeva gareggiare le storiche 11 contrade di Montebelluna. Vedete quanto pubblico lì sul posto e certamente anche davanti agli schermi, perché è sempre una gara combattutissima. E a proposito di gare sofferte, i mondiali di volley femminile in Thailandia, Monica Mochi De Gennaro e Sara Farr, giocatrici dell'Imoco Volley Conegliano, hanno vinto oggi anche il campionato del mondo per nazioni in Thailandia. L'Italia ha battuto la Turchia, allenata tra l'altro dal marito di Mochi De Gennaro. C'era questa sfida in famiglia, coach Daniele Santarelli che allena anche l'Imoco per 3-7-2 dopo una partita al Cardiopalma risolta nel finale proprio da 4 muri di fila della centrale trevigiana, possiamo dire così, Sara Farr. Nella nazionale di Julio Velasco c'erano anche tante ex, anche la cittadellese Paola Egonu. Grande gioia proprio per Velasco, che riporta in Italia un titolo mondiale dopo 23 anni. Al rugby adesso, siamo al rugby perché con la vittoria in rimonta del Benetton a Londra nella prima amichevole stagionale si dice soddisfatto coach McRae, che dal campo ha ricevuto, dice, le conferme che si attendeva. La interpreta come una conferma della bontà del lavoro svolto finora, coach Callum McRae, la vittoria in rimonta all'esordio stagionale dei Leoni del Benetton Rugby in trasferta contro gli Harlequins. Biancoverdi partiti in sordina, padroni di casa solidi in difesa e pronti a ripartire, punteggio che all'intervallo segna un 19-7 e partita che sembra indirizzata a favore dei londinesi. McRae sostituisce 12 giocatori su 15, l'ingranaggio riparte, molto più fluido per i trevigiani che un passo alla volta diminuiscono il vantaggio degli avversari fino a superarli sul 21-19. Soluzioni di gioco brillanti e precisione nelle trasformazioni lasciano al palo gli Harlequins. 33-19 risultato finale e gli ingredienti per essere soddisfatti ci sono tutti. La cosa più importante per noi era aumentare la fiducia nell'operato svolto fino adesso, è stato il commento del coach a fine partita. Volevo vedere sul campo le tattiche che abbiamo provato durante le ultime settimane, in particolare in trasferta. In più, questa era un'opportunità per i giocatori più giovani di mettersi in mostra. Entrambi gli aspetti
aspetti sono stati realizzati e ciò rende ampiamente positiva questa trasferta a Londra. Si vedrà se gli stessi meccanismi varranno venerdì sera a Monigo contro i Black Lion. Per noi sarà una nuova sfida, dice McRae. Dovremo alzare il livello di fisicità e dovremo essere assolutamente disciplinati per non concedere loro penalità. Servirà il massimo rispetto contro una squadra allenata egregiamente e ben motivata. E buona la prima anche per il Calcio Treviso, ha preso il via con una grande vittoria per 4-2 la stagione del Treviso Football Club, che ha battuto allo stadio Mecchia il Portogruaro nella prima giornata del girone C di Serie D, un debutto che ha coinciso anche con la prima trasferta ufficiale stagionale, dimenticata quindi la sconfitta per 2-1 subita una settimana fa allo stadio Tenni nel primo turno di Coppa Italia contro la Luparense. Treviso a segno già nel primo minuto con un rigore trasformato da Luigi Scotto, che finirà addirittura con una tripletta di Serena il quarto gol. E come ogni domenica andiamo a rivedere uno spezzone tratto dall'archivio di Antenna 3. Essendo terminata ieri, come avete visto, la mostra del cinema di Venezia, facciamo un salto nel tempo, nel 1987, quando al Lido arrivò una pellicola come Gli Intoccabili. Quinto giorno di proiezioni alla 44esima mostra del cinema in corso al Lido di Venezia. Questo pomeriggio in sala grande attesissima proiezione della Valle Fantasma, film svizzero-francese del regista Alain Tanner. Prima attesissima dalla critica soprattutto dopo l'annuncio ufficiale di Jean-Louis Trintignant, il protagonista del film di Tanner, che questa mattina in conferenza stampa, presente Maurizio Costanzo, ha annunciato il suo ritiro dal cinema. Un'affermazione che ha fatto scalpore, ma che il noto attore francese ha motivato dicendo semplicemente che il cinema di oggi non gli interessa più perché parla poco dell'uomo. Dopo Tanner, ha aggiunto riferendosi appunto alla Valle Fantasma, mi ritirerò in campagna. Il fatto seguito nel pomeriggio dalla proiezione del film ha quindi smosso un poco le acque un po' troppo calme della manifestazione veneziana. Sempre questo pomeriggio, prima uscita del Ragazzo di Calabria, storia italiana firmata da Luigi Comencini, in serata ai Pipurra dello scandinavo Grede, e Lettera a tre mogli per la retrospettiva dedicata a Mankiewicz. Continua ad essere notevole l'affluenza di pubblico alle proiezioni serali, non solo al Lido ma anche a Venezia e Mestre, dove la mostra del cinema viene seguita molto più tranquillamente da chi non ama troppo la mondanità. Ma di mondanità anche al Lido se ne parla poco, si attendono le star senza troppe speranze, però dato che qualche big la cui venuta era stata data per certa, ha già comunicato la sua defiance. I film in programma per domani al Lido: in Sala Perla per la stampa, Proiezione dei morti, l'ultimo film di John Huston tratto da una novella di James Joyce, mentre in Sala Grande dopo cena si potrà vedere Il Ragazzo di Calabria di Comencini. Per la retrospettiva dedicata a Mankiewicz, domani sera in Sala Volpi, No Way Out, Uomo bianco tu vivrai, una pellicola del 1950. Avere un tuffo nel passato. E invece parliamo di quel che succede domani, perché dalle 21 domani e martedì sera torna su Antenna 3 Ring, dopo la pausa estiva, con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Torna puntuale appunto lunedì e martedì sera per tutta la stagione invernale, naturalmente, con una campagna elettorale da raccontare e ancora tutta da scrivere. Da un lato il centrodestra alla ricerca spasmodica, lo abbiamo visto, di un candidato presidente con la guerra tra alleati, dall'altro un centrosinistra che cerca di giocare in anticipo. Dunque appuntamento domani sera dalle 21 con Ring. Per noi è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Naturalmente adesso, come sempre, le previsioni del tempo, il meteo. Vi auguro una buona serata e un buon proseguimento. Arrivederci.